Potrebbe essere il professore Gaetano Armao il prossimo candidato alla regione siciliana, attuale numero 1 del Consorzio Universitario di Agrigento e già assessore ai beni culturali nello scorso governo lombardo. Armao, che è stato qui lo scorso sabato per la presentazione del suo ultimo libro all'Hotel della Valle, ha registrato la presenza di numerose persone interessate all'iniziativa, fortemente voluta dall'onorevole Riccardo Gallo di Forza Italia, che sembra avere preso a cuore la figura del professore Armao da diversi mesi, quando per l'appunto lo designò alla guida del Consorzio Universitario Agrigentino. Oggi la sorpresa, che ieri è stata ripresa da tutte le maggiori testate nazionali e oggi dalle prime pagine dei quotidiani, di un incontro a pranzo tra i due, tra Silvio Berlusconi e il suo rappresentante siciliano Gianfranco Miccichè, un incontro per chiarire definitivamente anche la posizione che Forza Italia deve assumere verso Nello Musumeci e la sua candidatura nel centrodestra. Le posizioni e i rapporti tra Miccichè e Musumeci negli ultimi giorni si è un po' inclinato per via del diktat dato alla presenza del ministro Alfano di correre senza il simbolo di Alternativa Popolare, cosa che ha zoppato il progetto di Miccichè sull'allargamento del centrodestra. Armao non ha smentito né confermato un suo impegno in prima persona, anche nel corso dell'intervista a noi concessa sabato scorso, segno magari di una cautela dettata anche dal momento particolare ed evitare fughe in avanti, ma certamente la presenza oggi ad Arcore è una testimonianza di un interesse nella sua persona da parte del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e che potrebbe essere condivisa anche dal Ministro degli Esteri, al fine di scongiurare un'eventuale vittoria dei grillini. Il 5 novembre si vota, lei ha tante proposte, una situazione abbastanza chiara. Ha lanciato in gennaio anche la disponibilità a candidarsi per portare avanti questo progetto. E adesso? Adesso intanto stiamo presentando in giro per la Sicilia idee, progetti e temi sui quali dibattere per come uscire da questo disastro nel quale siamo piombati, a causa di alcune precise responsabilità, ma ci siamo e non conta poco trovare i responsabili, conta soprattutto uscire da questo disastro. Mi rende molto perplesso la circostanza che nessuno degli attuali protagonisti, io non lo sono, degli attuali protagonisti pensi a farci parlare di problemi, a discutere di problemi, a confrontarsi sui temi, ma pensi soltanto a dire qui ci sono io, sono il più bravo di tutti. Qua non è il tema essere più bravi di tutti o essere più belli di tutti, qua il tema è chi ha idee, progetti, entusiasmo, passione, forza per far uscire la Sicilia da questo disastro, e questo va messo a sistema, va fatto diventare fattore comune. Questo manca e spero che questo libro susciti la voglia di confrontarsi sulle idee, sui progetti, sui programmi.